Prosegue l'ultimo momento della Nuorese Juniores che nella quinta giornata del campionato regionale di categoria ha superato col punteggio di 3-0 il Fonni, una gara a cui si riferiscono le immagini disputata sabato sul campo di Città Giardino. Una sfida senza storia con gli ospiti che hanno resistito un tempo, poi i padroni di casa hanno preso in mano le redini dell'incontro andando a segno con Michele Buttau, Alessandro Acquas e Simone Selloni. Per la squadra allenata da Gavino Sanna si è trattata della quinta vittoria consecutiva in 5 gare fin qui disputate. Un ottimo ruolino di marcia per una squadra che ha come obiettivo quello di preparare i giovani da inserire magari nei prossimi anni in prima squadra, ma anche quello di tenere in condizione chi per squalifica o per recuperare da un infortunio debba essere reinserito nella rosa a disposizione di mister Guglielmo Bacci in Serie D. Finora la Nuorese Juniores ha superato la Bittese col punteggio di 5-0, la Dorgalese per 4-2, la Fano Morosei per 3-2, il Siniscola per 4-2 e il Fonni per 3-0. 19 gol fatti e 6 quelli subiti. Quello che interessa di più, al di là dei risultati, comunque, è la crescita che sta mostrando il gruppo con la squadra che inizia a digerire schemi e moduli. L'obiettivo di questa prima fase del campionato è quello di far amalgamare il gruppo e far crescere i singoli da un punto di vista tecnico e tattico. Le gare importanti saranno quelle che la formazione verde-azzurra affronterà contro le squadre sarde che militano in Serie D. Anche se nessuno fa sconti alla Nuorese, anzi il blasone della formazione verde-azzurra fa sì che ogni avversario moltiplichi le forze pur di ottenere un risultato di prestigio. Nel prossimo turno, in programma sabato, la Nuorese affronterà in trasferta il Bono, una gara difficile dal punto di vista tecnico e ambientale e che negli scorsi anni ha riservato amare sorprese alla Nuorese. L'obiettivo della formazione verde-azzurra comunque sarà quello di allungare la striscia di vittorie consecutive.